Un coro unanime, un'unica forza, quella della protesta pacifica. Così, nel giorno della festa del lavoro, i piccoli commercianti hanno voluto dimostrare tutta la loro rabbia e la loro disperazione. Le loro attività non possono aprire, così hanno deciso di consegnare simbolicamente le chiavi al sindaco del proprio comune. Qui siamo a Spresiano, all'interno del municipio il sindaco Marco Della Pietra ha accolto i commercianti che in un cestino gli hanno consegnato le chiavi. È solamente un modo per far capire che effettivamente la situazione ormai è arrivata al limite e soprattutto è arrivata al limite perché non si sa come dovranno aprire. Loro sono pronti ma chiedono disposizioni certe. Oggi, il 1° maggio, che è la festa del lavoratore, secondo me, almeno noi non abbiamo nulla da festeggiare assolutamente, perché il lavoro ce l'hanno proprio tolto, ecco, tenendoci chiusi e comunque non dandoci delle spiegazioni su come riaprire. Noi ci sentiamo veramente malati, ci sentiamo che ci manca l'aria ogni volta che ci troviamo ad affrontare un problema in questo periodo in cui siamo chiusi, non abbiamo risorse, dobbiamo comunque affrontarle, non potendole rimandare, non abbiamo però la risorsa, l'energia per poterlo fare. La risposta del sindaco è chiara. Ragazzi, basta polemiche, basta destra, sinistra, verde, giallo, rosso, blu, qua tutti uniti, tutti insieme. C'è da stringere i denti, c'è da fare anche la figura degli ultimi in Europa, chi se ne frega, facciamola, ma facciamoci aiutare. A Gaglierine, con adesione pressoché unanime, i commercianti hanno prima acceso le luci delle loro attività, poi si sono posizionati all'esterno dei negozi scuotendo le chiavi, per poi consegnarle al primo cittadino Diego Zanchetta. A Preganziol, in questa foto, il momento della consegna al sindaco Paolo Galeano, distanza rispettata, mascherine e voglia di ricominciare. A Valdobbiadene, chiavi in mano davanti al comune, a Pieve di Soligo, tricolore in mano e poi la raccolta delle chiavi in un cestino consegnata al primo cittadino. Le parole di un commerciante. Sappiamo come stiamo vivendo questa situazione, la difficoltà che hanno anche i nostri dipendenti nel non recepire la cassa integrazione, la difficoltà nel credito, la difficoltà vera a dover riaprire, anche perché dobbiamo riaprire pian pianino, dovete lasciarci riaprire per darci il tempo di organizzarci per i protocolli di sicurezza.